Bene, eccoci insieme anche oggi. La giornata di Pasquetta è una di quelle giornate in cui è importante trovare dei temi adatti, in sintonia con la giornata, che è una giornata di festa, però anche una giornata, deve essere anche una giornata di riflessione. E lo facciamo con Franco Dell'Anna, che è il presidente dell'Associazione La Musica di Angela, Onlus, con sede a Zero Branco in provincia di Treviso. È un'associazione nata qualche anno fa, non ricordo esattamente, 2014. nel 2014, da una dolorosa vicenda personale, ed oggi l'associazione si occupa di musicoterapia e di sviluppo della musicoterapia in ambienti sanitari e ospedalieri in particolare. Certo. Angela era loro figlia e a lei è dedicata evidentemente l'associazione. Certo. Ecco, che valore date alla musicoterapia? Ma è un... E chiedo scusa anche perché la musicoterapia? Allora, partiamo da quest'ultima domanda. Allora, la musicoterapia è l'interesse per questo tipo di tecnica di aiuto, noi la definiamo così, è nata proprio all'ultimo ricovero di nostra figlia. Nel 2013 avevamo scoperto queste tecniche quando una ragazza veniva in reparto, veniva anche in stanza e in qualche modo suonando, per esempio ad Angela piaceva Mozart, e quindi con una piccola pianola veniva lì diciamo in camera e in questo modo abbiamo capito e scoperto anche questo tipo di tecniche. Da cosa lo capivamo? Angela era molto grave in quel periodo, quindi l'unico modo per capire cosa potesse, perché potesse fare bene quel tipo di sistema, diciamo, di tecnica riabilitativa, se vogliamo dire così, in questo caso, nel caso di Angela era passiva come tipo di musicoterapia, era legato al fatto che dal battito cardiaco che rallentava piuttosto che dai piccoli sorrisi che lei ci regalava, e che era il sistema più, diciamo, importante per noi per parlare con lei, avere un dialogo con lei. Angela era molto grave, aveva una tetraplegia, era l'unico modo che aveva per comunicare con noi attraverso il sorriso piuttosto che lo sguardo, oppure, come dicevamo, anche in ambito strumentale, semplicemente vedendo rallentare i battiti significava che si stava tranquillizzando, quindi era in una situazione di benessere, insomma. Leggendo la vostra storia, Angela ha avuto una vita breve ma di grande intensità, ha lottato fino alla fine, leggevo. Sì, era molto legata alla vita. Angela, fin dal principio, i medici, ricordo, all'inizio ci hanno dato 4 giorni di vita, vista la gravità della situazione. Però... E invece ha vissuto? 10 anni, quasi 10 anni. Una decina d'anni, e con tanta sofferenza perché oltre per noi familiari ma anche per lei stessa, insomma, è stata veramente una vita vissuta molto intensamente, anche in maniera molto sofferta purtroppo, perché nel 2010 tra l'altro le cose si sono molto complicate, quindi è stata veramente difficile, ecco, come esistenza. Però ci ha veramente impreziosito la vita, insomma, ecco, come genitori posso dire che Angela ci ha regalato quelle risorse anche adesso per cercare di aiutare altre persone. Diciamo che poi il fatto dell'aiuto è diventata quasi un'esigenza adesso per noi. Il fatto di aver assistito nostra figlia tanto tempo e in questo modo e così intensamente ci ha dato proprio quegli strumenti utili proprio per poter capire quanto sia preziosa la vita e quanto sia giusto aiutare quando qualcuno è nelle stesse condizioni, insomma. Credo siate la persona giusta per chiedere. La struttura sanitaria sì. aiuta situazioni come le vostre? Cioè la percezione è che si stia diventando una società sempre più egoista e che in questo anche la struttura sanitaria si stia molto burocratizzando e si stia perdendo umanità. Insomma, devo dire, quando si parla di tagli al servizio sociosanitario si va sempre spesso, insomma, in molti casi, a colpire proprio i più deboli, l'assistenza ai più deboli, senza secondo me ricordarsi che oltre al dramma della persona malata ci sono le tantissime difficoltà di tutti coloro che amano quella persona. Certo, è vero. Che la gestione è difficile. È vero, è vero. Noi abbiamo avuto parecchi modi purtroppo occasioni di scontro anche con l'ambiente sanitario, possiamo dire così, non andando sullo specifico sul singolo medico oppure sull'amministratore sanitario. Però devo dire che
è molto legato alla persona anche molto spesso. Devo dire che, faccio un esempio, quando abbiamo cercato di entrare in ambito diciamo, di pediatria, perché con l'associazione siamo come primo progetto, il primo progetto che è nato è avvenuto nella divisione emato-oncologica della pediatria di Treviso, e devo dire che all'inizio ci è voluto 1 anno e mezzo per entrare in ambito sanitario, proprio per una forma di difesa da parte della struttura sanitaria, che evidentemente non voleva creare un precedente, ma parlando di gratuità, perché i nostri progetti sono per le strutture gratuiti al 100% e sostenuti solo da noi, dalle nostre risorse, ci è voluto veramente tanto tempo. Poi è semplicemente cambiato il direttore generale, che vorrei ringraziare il dottor Benazzi, che ci ha aperto le porte, ha detto ma come, una cosa di questo genere è preziosa, è giusto che venga in qualche modo sostenuta, e come vede molto spesso l'umanità è anche legata alla persona, questa è la questione. Però devo dire che effettivamente è così. Le faccio un altro esempio, una bambina che curata presso la struttura di Padova, la clinica universitaria, che con una malattia oncologica purtroppo non riusciva ad avere un miglioramento nonostante le cure. La mamma, vedendo che c'era la musicoterapia a Treviso, ha deciso di spostarla nella divisione emato-oncologica di Treviso, e lei è venuta a ringraziarci: ci avete cambiato la vita, ci ha detto, diciamo, in qualche modo si è confidata con noi, e noi non abbiamo questa, magari fosse così, però probabilmente l'aiuto che abbiamo dato implicitamente, cercando di annullare quello che è l'ambiente sanitario, il discorso anche dell'aspetto umano che ha molto spesso, deve avere l'ambiente sanitario, evidentemente l'ha aiutata, perché la bambina adesso è in fase di guarigione, quindi questa cosa ci ha veramente gratificato, devo dire. Ecco, il tempo vola, dobbiamo far vedere anche un videoclip, 30 secondi per presentare questo progetto, devo dire fra l'altro con un nome bellissimo, che è Un bacio dato al vento. Allora, questo è il frutto di un nostro progetto, perché, spiego, noi naturalmente non lavoriamo nelle strutture dove interveniamo con la musicoterapia noi personalmente, la nostra struttura è all'esterno, e facendo una serie di eventi raccogliamo quelle risorse necessarie per poi finanziare i progetti. Uno degli eventi che noi facciamo è un concorso canoro che si chiama Le notte nel cuore, e attraverso questo concorso abbiamo conosciuto una serie di ragazzi che hanno partecipato poi a un tour estivo l'anno scorso, e su idea di uno dei partecipanti, che si chiama Alfredo Capuano, abbiamo avuto l'idea di fare un pezzo inedito con questi ragazzi che hanno partecipato, e tutto quello che verrà raccolto con la vendita di un CD che stiamo realizzando con lui, servirà per finanziare i nostri progetti. È stato un bellissimo slancio di generosità da parte dei ragazzi, di giovani, il che significa che anche intorno a noi si è generato anche un sentimento d'amore, e la cosa ci ha veramente gratificato e ci è piaciuta molto. Bene, vediamo il videoclip e poi avremo solo il tempo per salutarci. Certo. Ringraziamo Franco Dell'Anna, comunque il presidente dell'associazione La Musica di Angela. Grazie. Linea alla regia e poi ci salutiamo. Ora che il sole cala in fretta e già sai che l'amore non aspetta, saprai sorridere di più, provaci anche tu una giornata perfetta. Quel che mi dà felicità son cose piccole di un universo che ha del quotidiano, parlare piano attorno al fuoco tra i racconti del nonno.
pipa, nei cartoni Barabba che respira, il suo cappello ti chiede una moneta. Affossa in una fossa una Ferrari testa rossa, squassa in una pozza una regina grossa e grassa, fango sulle scarpe di questa bomboniera, chiacchiere di sera sui buchi di una sedia, aroma e amore sui resti di una caffettiera. La felicità è un bacio dato verso il vento, è l'eternità di un abbraccio che sfida il tempo. La felicità è far del bene, nulla in cambio, è la musica, tutti insieme le note nel cuore. Ora che il sole cala in fretta e già sai che l'amore non aspetta, saprai sorridere di più, provaci anche tu una giornata perfetta. Ora che il sole cala in fretta e già sai che l'amore non aspetta, saprai sorridere di più, provaci anche tu una giornata perfetta. Sono contento, mi pare il modo giusto per celebrare il lunedì dell'Angelo. Grazie ancora a Franco Dell'Anna, presidente dell'associazione La Musica di Angela. Ci pare giusto ricordare Angela che come ogni bambino ha sempre molto da insegnarci. Grazie. Il progetto Un bacio dato al vento. Ci si vede, buona giornata, buona festa. Arrivederci.